La Sicilia da oggi cambia fascia, mascherine anche all'aperto e non è tutto. Commemorato a Palermo l'imprenditore antiracket ucciso dalla mafia 30 anni fa. Tanta commozione per l'ultimo saluto alla giovane Vanessa Zappalà, uccisa dall'ex fidanzato. Il sindaco traccia un bilancio della sua attività amministrativa. Vittoria dell'Acragas in Coppa Italia a Casteltermini. Bentrovati con TVA Notizie. Da oggi la Sicilia in zona gialla. Al ristorante bisogna essere 4 ai tavoli e bisogna indossare la mascherina anche all'aperto. Il nostro servizio di apertura. Da oggi la Sicilia è zona gialla, con l'obbligo anzitutto di indossare la mascherina anche all'aperto. Ma facciamo parlare gli esperti per capire meglio. Un esperto è il professore Antonello Giarratano, componente del CTS siciliano, direttore della terapia intensiva del Policlinico di Palermo e presidente della Società Italiana Anestesisti Rianimatori. Cosa ha detto il professor Giarratano? Ha detto in pratica che la Sicilia si può salvare con ordinanze restrittive serie nei comuni con contagi fuori controllo e vaccinazione sotto le scarpe. Senza la salute l'economia si fermerà di nuovo, ha aggiunto. Il giallo quindi per il professore Giarratano non servirà se non accompagnato da misure idonee. E di obbligo vaccinale ha parlato l'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, il quale punta il dito sulle minoranze che condizionano la vita della maggioranza dei cittadini. Faremo di tutto, ha detto Razza, per convincere chi ancora non si è vaccinato. A questo punto è chiamato in causa il governo Draghi, nato proprio per affrontare soprattutto questa emergenza. Dove è finito il commissario Figliuolo? Perché non si sente più nominare? Qualcuno lo sa? E vediamo la situazione a Palermo nel primo giorno di fascia gialla. Riusciremo mai veramente? Lei guarda i poliziotti, sono tra di loro che si parlano tra di loro. È discorso, e poi i controlli dove sono? Non è questo il discorso, ci vorrebbe più attenzione, se no veramente non ne usciamo più ed è un vero peccato. Di chi è la colpa di questa zona gialla secondo lei? Ma non lo so, e credo, adesso non voglio dire che sono certo gli sbarchi che sono indiscriminati e non controllati, gli sbarchi. E poi, vabbè, molta gente, la gente che non osserva le regole. Le regole sono importanti in una società. Non si possono soltanto, non si può pensare perché siamo in Sicilia, le regole non esistono. Ma io mi sono accorta, io non vivo qua, anche se sono palermitana, vedo che però, diciamo al nord, fra virgolette, c'è una maggiore attenzione nell'osservanza delle regole. Qua purtroppo, mi dispiace da palermitana, avvertire che questa osservanza non c'è, come se la legge non esistesse, c'è una sorta di prepotenza che prevale sulla legge. E dando la colpa anche ai turisti, anziché assumersi le proprie responsabilità. Danno la colpa ai turisti. Sì, ma i turisti sono vaccinati se sono venuti qua. Noi se abbiamo la green card, non è che camminiamo da sempre. Io vado al mare anche con la mascherina per evitare contatti. Diceva, ma non era neanche obbligatorio prima. Non importa, secondo me ci possono essere persone fragili che io intercetto, a cui mi avvicino e non lo so, e io sono, vabbè, non ho nulla per il momento, non lo so, potrei essere una portatrice sana, tra virgolette. Purtroppo le persone sono strane oggigiorno, perché ognuno ragiona per la testa sua, non è che capiscono che c'è un Covid, c'è un male, uno deve prevenire, no, ognuno di testa loro, quindi... Palermo, prima città d'Italia per contagi, cosa ne pensi? È il record, questo è bellissimo, guarda, c'è veramente di vergognarsi e basta, per colpa di certi cretini, persone ignobili.
come purtroppo, la pensate? pensiamo, purtroppo per colpa anche di quelli che non si sono vaccinati e non si rispettano alcune cose restrittive che dobbiamo piangere di nuovo. Per la vostra categoria è un ulteriore danno? Certamente, perché il turismo, una volta che c'erano già delle prenotazioni di settembre, ma stanno dicendo le prenotazioni. Certo, quindi voi lavorate sempre meno, quindi meno turismo, meno lavoro anche per voi. Esattamente, noi viviamo di turismo. Chiaro, giusto. No, per ora un danno non è, perché bene o male non ci sono grosse restrizioni, però psicologicamente la gente comincia a capire che andiamo verso la stessa storia dell'anno precedente. Addirittura si parla di zona arancione. Secondo me sì, è un principio. Ovviamente una zona arancione sarebbe per voi una mazzata. Sarebbe questa volta una rivoluzione secondo me, secondo il mio principio, a meno che non mettono obbligatorio questo vaccino e così togliamo questa situazione. Secondo me. Sì. Mascherina obbligatoria. Lo so, purtroppo lo so. Cosa pensa della zona gialla? È necessaria? Se l'hanno messa evidentemente è necessaria. Si fa un sacrificio. L'ennesimo. Sì, l'ennesimo sacrificio infatti che dobbiamo fare. Se ci dicono di farlo lo facciamo. Secondo lei la colpa di questa situazione è di chi? Troppi pochi vaccinati? Nostra. Non mio personalmente perché sono vaccinata e cerco di rispettare quanto più possibile, ma sicuramente nostra. Non saremmo qui altrimenti. Grazie mille. Che ne pensa di questa zona gialla? Penso che ci ricadiamo di nuovo, come 2 anni fa, come l'anno scorso, eccetera, eccetera. Prima facciamo arrivare la gente da tutte le parti del mondo e poi chiudiamo. Speriamo che non andiamo avanti. Per voi è un ulteriore danno? Cosa? Per voi è un ulteriore danno? Certo, indubbiamente. La gente è spaventata, quindi esce meno dagli uffici, dalle case, quindi c'è il movimento molto meno. Però, Oggi la mascherina l'avete indossata? oggi certo, stamattina all'uscita già alle 5 del mattino che ho detto alle 5. La gente indossa la mascherina? Sì, devo dire che la indossa con molta cautela e si sta attenti. E c'è il pugno duro contro i Novax da parte del governatore della Toscana Eugenio Giani. Il governatore, esponente del Partito Democratico, ha annunciato misure drastiche per costringere coloro che finora hanno rifiutato il vaccino, anche perché, ha detto il governatore, c'è di mezzo la salute di tutti. Sono trascorsi 30 anni dalla barbara uccisione di Libero Grassi. A Palermo la commemorazione del coraggioso imprenditore che ha pagato con la vita l'opposizione alla mafia. Arturo Cantella. È stato Alfredo Chiodi, nipote di Libero Grassi, a dipingere di rosso il marciapiede sul luogo dell'omicidio del nonno ucciso 30 anni fa a Palermo per essersi ribellato al racket del pizzo. Anche quest'anno in via Alfieri, dove i killer di Cosa Nostra entrarono in azione, è stato affisso il manifesto scritto a mano perché la famiglia non ha mai voluto una targa con cui si ricorda il coraggioso imprenditore. Il 29 agosto del 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore palermitano, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, c'è scritto nel manifesto. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Leoluco Orlando, il prefetto di Palermo Forlani, la commissaria antiracket e antiusura Giovanna Cagliostro, Patrizia Di Dio, presidente di Confecommercio, e i vertici della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia e il presidente di Confindustria Alessandro Albanese. Tano Grasso, presidente onorario del FAI, la Federazione Antiracket. Libero Grassi era un imprenditore, una persona civile, un punto di riferimento culturale che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi, a distanza di 30 anni dal suo assassinio, l'esempio di una nuova coscienza per gli imprenditori, ha detto il sindaco di Palermo Orlando. In quegli anni
Ha aggiunto: era isolato nella sua denuncia, era scomodo perché le istituzioni statali e imprenditoriali avevano il volto della mafia. Oggi Libero Grassi può dire missione compiuta, ma non ancora completata, perché le zone grigie in una Palermo cambiata in sintonia col sacrificio di Grassi nel rifiuto della violenza criminale mafiosa, seppur grandemente ridotte, continuano a essere. Un comunicato stampa in merito alla vicenda arriva anche dal Ministero dell'Interno, da parte del ministro Luciana Lamorgese, che afferma come l'assassinio di un imprenditore coraggioso come Libero Grassi, che pagò con la vita per essersi opposto alla richiesta di Pizzo, è la dimostrazione di quanto già allora le organizzazioni mafiose temessero la reazione forte e decisa della società civile attraverso la diffusione dell'associazionismo. Per questo, continua Lamorgese, ai cittadini e alle imprese ai quali si chiede una scelta di legalità in termini di rifiuto di ricorrere al credito illegale e al sostegno economico della criminalità organizzata, lo Stato ribadisce il proprio appoggio e supporto con tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione. Il sacrificio di Libero Grassi, di cui ricorre il trentennale dal barbaro assassino, conclude il ministro Lamorgese, non deve essere dimenticato, ma deve essere tenuto vivo per rompere quel muro di omertà che è ancora presente in taluni settori della società civile. A Cammarata la ripresa inizia con la cultura, a cui è dedicata una intera settimana al fine di valorizzare il territorio, come dice il sindaco del centro montano dell'Agrigentino, Giuseppe Manciapane. Cammarata gode di tanti prodotti locali, tutti da gustare. A Trecastagni, in provincia di Catania, sono stati celebrati i funerali della giovane Vanessa Zappalà, uccisa dall'ex fidanzato. Vediamo. Grande commozione a Trecastagni per i funerali di Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa dall'ex fidanzato a colpi di arma da fuoco ad Acitrezza. La bara bianca è arrivata tra gli applausi nel santuario dei Santi Martiri Alfio, Cirino e Filadelfo. Accanto la mamma e il papà. Il sindaco ha dichiarato: il femminicidio è uno stillicidio di sangue, per questo necessita modificare le norme che regolano lo stalking. Una grande folla intanto è intervenuta per l'ultimo saluto a Vanessa Zappalà. La 26enne, ricordiamo, che fu uccisa sul lungomare di Acitrezza dall'ex fidanzato Antonino Toni Sciuto, che qualche ora dopo il delitto è stato ritrovato morto suicida. I funerali a Trecastagni all'aperto sul sagrato del santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino nel paese etneo. La bara bianca di Vanessa, con sopra una corona di margherite gialle e boccioli di rose bianche, è arrivata intorno alle ore 19, accolta dagli applausi dei presenti. Accanto la mamma e il papà. Il rito funebre è stato officiato dal vicario della diocesi di Catania, Monsignor Salvatore Genchi. La funzione è stata anticipata da un intervento del parroco della chiesa. Saremmo voluti essere altrove e non in questa piazza a dare l'estremo saluto a Vanessa. Avremmo voluto continuare a vederla sorridente, ma la realtà ci ha portati qui. Visibilmente commosso ai funerali anche il maresciallo dei carabinieri, il comandante della stazione di Trecastagni, che aveva preso a cuore la storia della vittima di femminicidio. Nell'omelia è stato il vicario della diocesi di Aceriale, Monsignor Salvatore Genchi, a ricordare il gesto di violenza che non ha prodotto amore, ma la morte, che non appartiene a ciascuno di noi. La vita è un dono di Dio, la parola di Dio ci aiuta a vivere, a continuare, a credere nell'amore. Ci uniamo al pianto dei genitori, siamo custodi della vita degli altri. L'amore non è un desiderio di possesso. Alla cerimonia ha anche parlato il sindaco di Trecastagni, dicendo: quello di Vanessa non è stato un delitto d'amore. L'amore è ben altro. Ci risiamo con la fuga di migranti da Villa Sicania di Siculiana. Questa volta sono stati in tutto 46 i migranti riusciti a fuggire dal centro accoglienza nel giro di 2 giorni. I fuggitivi erano sottoposti a sorveglianza anti-Covid, ma sono riusciti incredibilmente a dileguarsi. Il prete lascia il paese di Realmonte dopo tanti anni e il sindaco gli conferisce la cittadinanza onoraria. Arturo Cantella. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, conferisce la cittadinanza onoraria a padre Pino Agozzino, che nel frattempo è stato trasferito a Licata.
L'incessante attività pastorale, il quotidiano impegno profuso in favore della comunità di Realmonte. Queste le motivazioni espresse dal sindaco della città della Scala dei Turchi durante la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria a padre Pino Agozzino, che viene trasferito dopo 11 anni di servizio pastorale nella città licatese. La cerimonia si è svolta nella sala Palazzo Giunta della città, alla presenza del Presidente del Consiglio Felice Vaccaro, di alcuni assessori, consiglieri comunali. Grande emozione ha manifestato anche padre Pino Agozzino e con la voce interrotta per la commozione ha ringraziato il sindaco e i presenti per il gesto inaspettato. Stamattina è stata approvata in Consiglio Comunale la proposta a firma del Sindaco e del Presidente del Consiglio relativa al conferimento di cittadinanza onoraria a Padre Pino, parroco del Comune di Realmonte, che è stato trasferito in un'altra parrocchia. Le motivazioni a sostegno della nostra proposta risiedono sull'attività incessante di Padre Pino, che è riuscito attraverso la squadra con la scuola, l'amministrazione comunale, le associazioni presenti nel nostro territorio, è riuscito a portare avanti delle attività che sicuramente hanno accresciuto il livello socio-culturale del nostro territorio. Io come sindaco del comune di Realmonte ho evidenziato più volte che questa comunità vuole crescere attraverso la bellezza e la cultura, e questo è un grande esempio di tale crescita, è un grande esempio di un grande sacerdote, soprattutto però di un grande uomo che con la sua umanità, che con la sua umiltà ma anche preparazione è riuscito a trasmettere alle nuove generazioni i messaggi di solidarietà sociale e di condivisione. Cosa dire? Io come sindaco di questo comune ringrazio Padre Pino per tutta l'attività che ha svolto nella nostra comunità. Ringraziarla e dare il giusto riconoscimento che una comunità sana deve dare a un grande uomo e a un grande sacerdote. Grazie. Le cose che abbiamo detto superano effettivamente la realtà, che poi sono emozioni magari che trovano posto nel nostro cuore, e io sono contento perché tutto quello che voi avete detto di me io lo vedo in voi, ed è questo che mi porto. E perdonatemi, ma non riesco più a vedere altro. Oggi è un giorno importante per noi cittadini di Realmonte, perché con questo conferimento della cittadinanza onoraria a Don Pino Agozzino abbiamo dato testimonianza di quello che è riuscito a trasmettere a tutta Realmonte. Un uomo che prima di essere prete veramente è riuscito a trasmettere valori, sentimenti, riuscendo ad avvicinare i giovani alla parrocchia, trasmettendo valori sani, creando insieme alle scuole, all'amministrazione, a tutte le persone, a tutte le famiglie, quella sinergia che ci vuole all'interno di una comunità. È stato un punto di riferimento per molti di noi e sono sicuro che continuerà comunque con la sua presenza ad esserlo. Denunciati per furto 2 ragazzi dai carabinieri di Agrigento. I carabinieri di Agrigento denunciano i responsabili che hanno rubato la borsa a una ragazza. Si è conclusa infatti così, a piede libero, con la denuncia a carico di 2 giovani agrigentini, entrambi di 22 anni, con precedenti di polizia, l'indagine lampo condotta dai carabinieri della stazione di Villaseta, che nello scorso 24 agosto hanno ricevuto la denuncia di furto da parte di una studentessa di 21 anni. La vittima ha denunciato che nel corso della serata del 24 agosto, mentre si trovava presso il locale La Perla di San Leone, subiva il furto della propria borsa contenente il portafogli, i documenti personali e il telefono cellulare. I militari dell'Arma, dopo aver eseguito subito un sopralluogo, hanno constatato che all'interno del locale era attivo un impianto di videosorveglianza. Acquisita quindi la registrazione delle immagini, i carabinieri hanno visionato i filmati, ricostruendo le fasi salienti del furto, arrivando ad identificare i responsabili. I 2 soggetti, approfittando anche di un momento di distrazione della ragazza, si impossessavano della borsa, allontanandosi poi frettolosamente dal locale.
A carico dei 2 ragazzi, in data 27 agosto, è stata depositata l'informativa di reato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento, che valuterà le rispettive responsabilità in relazione all'ipotesi di furto aggravato in concorso. Le indagini stanno proseguendo per il ritrovamento della refurtiva. A Palma di Montechiaro, dopo il rimpasto in giunta, il sindaco fa il punto della sua attività amministrativa. Arturo Cantella. In occasione del rimpasto avvenuto qualche giorno fa al comune di Palma di Montechiaro da parte del sindaco Castellino, con l'apertura alle forze che fino allora erano di opposizione al loro ingresso in giunta, il sindaco nel corso del loro giuramento avvenuto nella sala consiliare ha anche voluto comunicare ai presenti e alla città, sottolineando le cose positive fatte dalla sua amministrazione. Tra i punti più salenti anche la rivendicazione di aver ottenuto per la sua Palma finanziamenti per opere pubbliche in corso di realizzazione per circa 50 milioni di euro, non poca cosa considerando il momento di grave pandemia e di crisi, e che significano per la città del Gattopardo innescare una ripresa economica delle attività nei vari campi. Ma ciò non è tutto. Tante e diverse sono ancora le opere in cantiere che fanno ben sperare per il futuro dei suoi concittadini. In realtà ad oggi abbiamo superato quota 50 milioni di euro di finanziamenti. A breve approfitterò della vostra gentilezza per una conferenza stampa nel quale illustreremo intervento per intervento, quelli già partiti, quelli in fieri, quelli in fase di aggiudicazione, in modo tale che anche la città possa avere concretamente l'idea di come quei finanziamenti che sono arrivati per delle opere specifiche, a che punto sono lo stato di avanzamento di ogni singola opera. Credo che comunque anche quello rappresenti un momento molto importante, perché 50 milioni di euro di finanziamento, e speriamo che non finisca qui, in 4 anni rappresentano anche quello un record non di poco conto. E di questo, mi permetta, ringraziamo la sinergia con la deputazione regionale, con il presidente della regione Nello Musumeci e con tutto il governo regionale, che non ha mai fatto mancare, ma non solo a Palma ma a tutti i comuni della regione, il proprio sostegno e il proprio aiuto. Sulla vicenda dell'acqua qual è la situazione attuale? Oggi Zambuto ha firmato i 10 milioni per l'AICA, però li dovete restituire spalmati in un certo tempo. Sull'acqua stiamo vivendo una crisi idrica come mai in 20 anni. Mancano all'appello 78 milioni di metri cubi, la crisi idrica attanaglia l'intera regione. La soluzione del prestito proposto da AICA non mi aggrada, l'ho già manifestato nelle sedi opportune e in diverse occasioni. Ritengo che bisognava mettere a garanzia di quei 10 milioni di euro la bollettazione e non sicuramente i bilanci, in questo caso i bilanci comunali, perché è chiaro ed evidente che sarebbe un indebitamento che i comuni dovranno fare. Anche lì bisognerebbe distinguere, mi attiverò e mi sto attivando anche per questo, insieme al collega di Grotta, Alfonso Provvidenza, per fare una differenza sostanziale tra i 27 comuni che erano contingenti acque, che quindi hanno una necessità impellente di partire, e gli altri 8 gestiamo tuttora in maniera, non dico serena perché i turni sono lunghissimi, ma gestiamo il servizio idrico. Quindi da questo punto di vista è necessario un nuovo momento di approfondimento, tutelando i posti di lavoro delle persone, delle famiglie che lì vivono, ma basandoci su 2 step diversi. Il primo step è quello che riguarda essenzialmente i 27 comuni orfani di dirigenti acque. Gli altri 8 dovremmo fare un discorso diverso. Il presidente dell'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Agrigento, Santo Pitruzzella, esprime le congratulazioni per 2 cardiologi agrigentini per i risultati conseguiti al Congresso Nazionale dei Medici Cardiologi Ospedalieri. Si tratta dei cardiologi Patrizia Carità e Calogero Casalicchio del San Giovanni di Dio di Agrigento, premiati al Congresso di Rimini. La caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca rischia di crollare. La denuncia di Mare Amico. C'è il servizio. Crolla una parte della caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca.
A comunicarlo il responsabile di Mare Amico Claudio Lombardo, che afferma come a 25 anni Punta Bianca attende ancora di essere dichiarata riserva naturale. Dentro quest'area vi è un'ex caserma della Guardia di Finanza che potrebbe essere ripristinata e utilizzata per finalità legate alla fruizione dell'area. Dal 1968 invece l'edificio in questione è abbandonato a se stesso, senza alcuna manutenzione e senza alcuna guardiania. Tutto ciò ha provocato diversi crolli, il soffitto è venuto giù, alcune pietre della muratura esterna si sono staccate. Nei giorni scorsi qualcuno addirittura si è pure introdotto nella casa e l'ha ulteriormente vandalizzata, provocando il crollo sulla scala interna. Sono necessari pertanto significativi e urgenti interventi di consolidamento, di ricostruzione, di restauro che mirino alla conservazione dello stabile. In attesa dell'istituzione della riserva naturale da parte della regione siciliana, Mare Amico e Mare Vivo chiedono pertanto di aver affidato in comodato d'uso l'edificio in questione al fine di accelerare la messa in sicurezza, la sua ricostruzione prima che sia troppo tardi. Ci troviamo all'angolo con via Portofino a San Leone, a pochi passi dalla nostra redazione. Le immagini si riferiscono ad un tompino lasciato nelle condizioni che si vedono da diversi giorni. Il rischio di incidenti è reale. Come succede spesso ad Agrigento, i lavori si iniziano e si lasciano incompleti a danno dei cittadini, come in questo caso, uno dei tanti casi in cui vige l'anarchia. Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le nuove veline del TG satirico Striscia la Notizia. Entrambe le ragazze hanno partecipato a 2 diverse edizioni di Amici, il programma di Maria De Filippi. Omaggio alla Sicilia, al Tempio di Giunone, con Vincenzo Bocciarelli, testo dell'agrigentina Serenella Bianchini. Arturo Cantini. È un omaggio alla Sicilia, quello dell'attore toscano Vincenzo Bocciarelli, che ha recitato alla Valle dei Templi in Senza Limite, il poema teatrale voluto e scritto dall'agrigentina Serenella Bianchini. Un successo quello dello spettacolo andato in scena ai piedi del Tempio di Giunone grazie alla collaborazione del Parco Archeologico di Agrigento. Con Senza Limite, di cui ha curato anche la regia, Bocciarelli consolida quindi il suo rapporto con la Sicilia negli anni 90 e negli anni 2000. Aveva recitato nei vari luoghi antichi dell'isola, da Taormina a Siracusa, da Segesta a Tindari. Mancavano però le suggestioni dell'antica Acragas e il vuoto quindi è stato colmato. Uno show intriso di richiami alle tradizioni siciliane, il mare, la terra della Trinachia come approdo dei viaggiatori. Bocciarelli ha anche voluto omaggiare Pirandello con un frammento di teatro nel teatro e al momento degli applausi finali ha lasciato la scena alla sua compagna d'avventura, Serenella Bianchini, artista a tutto tondo di Agrigento che ha scritto Senza Limite come momento di rinascita e di riscoperta dell'amore primordiale attraverso la lettura dei codici che sono nell'animo umano sin dal momento della creazione. Quindi ora dopo il teatro si passerà anche al cinema. Dopo l'esibizione avvenuta sia a Naro che ad Agrigento alla Valle dei Templi, Vincenzo Bocciarelli e Serenella Bianchini hanno cominciato a lavorare sul film che avrà lo stesso titolo, Senza Limite. Spazi universali più prestigiosi, più sacri agli dèi, io veramente mi sento... Ma il pubblico, dico il pubblico, quando sarà seduto qua domani sera, tutte quelle teste, quei cuori che battono, ma riuscirà davvero a capire, a percepire quello che noi, i musicisti, tutto l'impegno che abbiamo messo, riusciranno a capire quello che tu hai voluto trasmettere scrivendo quest'opera? Lo capirà. Ma certo, Vincent, basta metterci il cuore. Ecco, riesci sempre a trovare la risposta giusta ad ogni dilemma, eh? Sì. Grazie. Sai che strano, mi sembra quasi di iniziare a immaginare
Poi avvenne che l'imprevisto entrasse da un portale chiuso. Diventa immortale! Qui i troni si tramutano in pergole ferite per concedere asilo. Il capo gli risplende, lo segue una scia di luce. Là dove i sogni restano appesi, la mia dimora. Pausa adesso per la pubblicità, a tra poco. Andiamo a Messina per parlare del problema causato dai tir. Perché di fatto comunque il flusso di macchine che intasano sistematicamente la città nei 3 viali principali, Europa, Boccetta e Giostra, continueranno a creare grossi problemi di viabilità, problemi anche di sicurezza e anche difficoltà nei mezzi di soccorso per poter effettuare degli interventi, cioè la città resta paralizzata. Fra l'altro hanno scoperto i vacanzieri anche dei percorsi alternativi, per cui oltre le arterie si riversano nelle strade secondarie, paralizzando di fatto la viabilità in città negli orari nei giorni da bollino rosso. Il problema purtroppo atavico di questa città è che le autorità le istituzioni sono totalmente assenti, perché era facilmente immaginabile che quest'anno, con la chiusura di alcune mete turistiche internazionali e con il Covid dell'estate scorsa, ci sarebbe stato un incremento dei vacanzieri e quindi un aumento del traffico, no? Soprattutto nei giorni caldi, e quindi era facilmente prevedibile questo afflusso eccezionale. Il problema qual è fondamentalmente? Che ne dica l'amministrazione? Che su Tremestieri è stato totalmente abbandonato. A Tremestieri non c'era purtroppo, nonostante qualche rappresentante dell'amministrazione dica il contrario, non c'era un presidio dei vigili urbani. Su Tremestieri il vero scandalo, e il prefetto dovrebbe essere messo a conoscenza di questo, ed è strano che non lo sappia, di fatto nei giorni da Mollino Rosso c'erano soltanto 2 navi, con un protocollo prefettizio che prevede 42 corse minime. C'è un tavolo prefettizio dove tutte le forze di polizia presenti nel territorio cittadino dovevano coadiuvare i vigili urbani che sono stati aggrediti, insultati, malmenati, feriti. E non è possibile che dopo 20 anni, dal 2001, si assista sistematicamente agli stessi problemi, quest'anno ancora di più, e ognuno ci sia uno scaricabarile. Ho letto persino delle cose assurde, che ci vuole un intervento legislativo per normare la situazione scandalosa che si verifica. Qui sono morte persone, feriti, incidenti, siamo stati denunciati nel 2001, non dimentichiamolo, perché l'allora prefetto. È tutta una situazione, quando si dice tutto cambia, nulla cambia, non è riferito alla rata, è il sistema Messina che è totalmente paralizzato, no? Perché non devono essere lesi degli interessi di qualsiasi genere, cioè le istanze della popolazione non vengono più seguite né dalle istituzioni né dalla politica, parliamoci chiaro. La politica è lontana dalla strada dei bisogni della popolazione. E adesso vediamo qual è la situazione del turismo in Sicilia. Riparte il turismo in Sicilia. I turisti stranieri a luglio sono cresciuti di circa il 110% rispetto allo stesso mese del 2020 e a giugno addirittura di quasi il 500% rispetto a un anno fa. La previsione di incremento per tutta Italia, formulata dall'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, ISNART, era di soli 30 punti percentuali. Gli arrivi dei vacanzieri italiani inoltre hanno recuperato i livelli pre-Covid, facendo registrare a luglio una crescita del 6% sullo stesso mese del 2019, anno record del turismo nell'isola.
I dati provengono dalle rilevazioni Turistat relative ai primi 2 mesi dell'estate. Sono state circa 2.300.000 le presenze complessive sull'isola nelle strutture alberghiere ed extraalberghiere. Ad agosto inoltre la tendenza è verso il tutto esaurito, anche se le conferme potranno arrivare dopo fine mese. Il confronto fra l'estate 2021 e quella del 2020 vede tutti i numeri in crescita, un trend scontato vista la crisi nera causata dalla pandemia l'anno scorso, ma ben oltre le previsioni. In dettaglio, a giugno complessivamente c'è stata un'impennata del 74% negli arrivi, 185.642, e del 125% nelle presenze. Gli italiani arrivati in Sicilia, 151.907, sono aumentati del 53%, le presenze 425.242 in media, del 97%. Gli arrivi degli stranieri, 33.735, hanno registrato un più 470%, le presenze 123.335, una crescita del 540%, in salita anche i dati di luglio rispetto a un anno fa. Per gli italiani più 15%, gli arrivi 390.890 e più 28% le presenze. Per gli stranieri più 109%, gli arrivi 133.240 e un conseguente incremento del 107% delle presenze, 466.276. In raffronto al 2019 c'è da annotare il dato di luglio, con gli arrivi italiani superiori del 6% rispetto a quelli dello stesso mese di 2 anni fa e una piccola flessione delle presenze pari al 3,6%. Complessivamente tra connazionali e turisti esteri a luglio ci sono stati un 22% di arrivi in meno e il 31% di presenze in meno. Se guardiamo al 2019, anno in cui non c'era ancora la pandemia, commenta l'assessore regionale al turismo Maglio Messina, c'è ancora terreno da recuperare, ma i dati di luglio 2021 sono confortanti. Gli italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze in Sicilia sono di più di 2 anni fa. All'appello mancano ancora 2/3 degli stranieri. Certo, dipende molto dalla situazione internazionale, ma siamo sulla strada giusta. Gli incentivi e le promozioni lanciate dal governo Musumeci con il progetto Sisili stanno contribuendo a far tornare i turisti nella nostra isola. Stiamo pianificando ulteriori azioni di promozione, puntiamo a destagionalizzare, allungare la stagione, a promuovere settori specifici come il turismo sportivo. Intanto, conclude ancora l'assessore Messina, attendiamo con fiducia i dati di agosto per avere un quadro ancora più definito e tracciare un primo bilancio di quest'estate 2021. La collocazione dell'isola in zona gialla da questo lunedì non dovrebbe influire su questo trend di crescita. Siamo giunti allo sport calcio, vittoria per 2-0 dell'Acragas in Coppa Italia contro il Casteltermini. Carmelo Lentini. L'Acragas si aggiudica con il più classico dei risultati il match di andata di Coppa Italia con i cugini del Casteltermini. A parte la prima mezz'ora di gioco in cui la compagine dei Temple ha fatto vedere buoni schemi e qualche individualità interessante, è culminato con il doppio vantaggio, poi la gara non ha offerto granché. Siamo ad inizio di preparazione, certamente le squadre devono meglio assortirsi e i 90 minuti non sono ancora sulle gambe. Le 2 reti della vittoria portano la firma di Costantino al 28esimo e di Cipolla al 34esimo. Adesso il passaggio del turno si gioca a campi invertiti allo Stadio Lombardo domenica prossima, 5 settembre. Per quanto riguarda il Casteltermini, la squadra di Pino La Bianca ha giocato una gara generosa e combattiva, ma pecca in avanti dove si nota la mancanza di un attaccante di peso. Entrambe le società hanno assicurato che molto presto sperano di trovare soluzioni ideali per rendere gli organici maggiormente competitivi. Allora, cominciamo da Campari, dal vicepresidente, l'impressione di questa prima partita. Ho visto 2 tempi, un tempo in cui abbiamo dimostrato di avere già gli schemi acquisiti. Il secondo tempo è stata una scelta, pensare anche al campionato e non sfruttare troppo i muscoli dei nostri calciatori, quindi abbiamo mantenuto bene la palla e abbiamo portato un successo molto consistente con la vittoria sul Casteltermini. E qui mi fermo dal punto di vista tecnico perché
Come procede il lavoro di riorganizzazione della società? E infatti volevo parlare su questo fronte dicendo che già la società ha dei contatti per irrobustire il centrocampo e l'attacco, dove i nostri attaccanti ancora non hanno trovato, anche se abbiamo avuto qualche defaillance muscolare di qualche titolare, ci stiamo organizzando per completare la rosa dei calciatori, quindi mantenere un livello alto e competitivo dell'Acagas. Dimostrazione di serietà della società, nonché di bel calcio, crediamo di fare bene un buon campionato qui ad Agrigento, è normale che invito i sostenitori, i tifosi, gli imprenditori ad avvicinarsi verso questa società per il bene di Agrigento Calcio. Diciamo che buono il risultato, buona la prestazione nel complesso, buonissimo primo tempo, poi nel secondo forse è fisiologico anche il calo di condizioni. Questo me lo potevo anche immaginare, lo immaginavo anche perché in questo momento le sostituzioni vengono un attimino un po' a mancare, perché ripeto, siamo nella fase di un cantiere dove stiamo cercando insieme al direttore di fare qualcosa di serio e di importante, quindi questo secondo tempo me lo immaginavo. Abbiamo visto un gran bel primo tempo, abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati sin dall'inizio, quindi penso che sono soddisfatto da una parte, meno soddisfatto nell'altra, perché quando uno riesce a essere stanco come nel secondo tempo, però la gestione della palla deve essere in maniera più egregia. Si è vista una squadra che vuole giocare la palla, che vuole provare degli schemi, una squadra che non vuole buttare via la palla. No, ma questo deve essere una cosa oramai quasi assodata, perché se tu butti la palla la devi andare a riconquistare, quindi sprechi ancora di più energie. Quindi devo dire anche che abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo dall'allenatore, una squadra che correva parecchio, ha avuto anche delle belle trame di gioco, mi fa piacere e gli faccio i complimenti al mister. Ecco, adesso si guarda la prossima settimana, anche se l'attenzione è concentrata principalmente al campionato, no? No, guarda, io l'ho detto sin dall'inizio, secondo me tutte le partite, anche del giovedì, sono partite che ti danno degli input, delle situazioni importanti, quindi secondo me non c'è né campionato né Coppa Italia, guardiamo partita per partita. Io tengo tantissimo alla Coppa Italia, quindi non ho alibi se dovessimo fare una pessima partita, mi darebbe veramente fastidio, soprattutto sull'aspetto dell'atteggiamento. Ma fino ad oggi, con tutte le amichevoli che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte 2, queste di Coppa Italia 3, come atteggiamento mi sembra che ci siamo quasi, non del tutto, ma ci siamo quasi. In più occasioni si è ripetuto che la squadra è ancora da completare. Cosa occorre a questa squadra per essere ulteriormente competitiva? Ma guarda, innanzitutto è a livello numerico che manca qualcosa, a livello di ruoli stiamo cercando col direttore di intervenire su dei punti che ci siamo un attimino, che abbiamo visto, abbiamo, diciamo così, osservato durante questi 10 giorni. Dire nomi o dire i ruoli in questo momento mi sembra un po' prematuro. Stagione, Coppa Italia, per te è anche arrivato un gol, com'è stata questa prima partita? Ma come le prime partite stagionali, con i carichi di lavoro, con il caldo, perché alle 4 c'è veramente caldo, insomma il gioco non è sicuramente bellissimo, però penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo tenuto il campo, la palla, il gioco. Poi magari il secondo tempo, giustamente appunto come dicevo prima, con i carichi di lavoro un po' viene meno la condizione fisica, ci siamo abbassati un attimo, però comunque abbiamo controllato la partita abbastanza bene. Quindi tutto sommato sono soddisfatto della partita che abbiamo fatto e la squadra penso che, ripeto, abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Ancora successi per l'atleta Giusy Parolino. Una carriera davvero brillante per Giusy, che tra l'altro ad Agrigento da sempre trova difficoltà ad allenarsi per mancanza di strutture. Adesso è arrivata un'altra medaglia d'oro ai campionati regionali individuali per la campionessa di giavellotto. Questa era l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione.